I militari della sezione radiomobile della compagnia dei carabinieri di Sciacca nella nottata di ieri hanno arrestato un riberese di 24 anni trovato in possesso di 3 panetti di hashish. Dagli accertamenti conseguenti non è stato difficile desumere che fosse uscito da casa senza un valido motivo. La fitta rete dei controlli contro la diffusione del coronavirus sta facendo sì che in tutta la provincia di Agrigento si svolgano senza sosta posti di controllo a raffica. Diventa quindi sempre più difficile per i malviventi passare inosservati. Il giovane è stato controllato a bordo della sua auto da una gazzella della radiomobile sulla strada statale 115 verso Agrigento, vicino allo svincolo per la contrada Bordea-Sciacca. Alle domande dei carabinieri non ha saputo dare nessuna valida motivazione sul perché, nonostante i divieti, fosse in giro in auto a quell'ora, quando supermercati e farmacie erano già tutti chiusi. I militari, operanti quindi insospettiti per il particolare nervosismo dimostrato dal ragazzo, hanno approfondito il controllo perquisendo il giovane e l'auto. I sospetti dei carabinieri più che fondati, dato che accuratamente nascosti all'interno del filtro dell'aria dell'auto c'erano 3 panetti di hashish del peso complessivo di 300 grammi che verosimilmente il soggetto aveva intenzione di spacciare al dettaglio. Oltre 2.000 euro il valore dello stupefacente sequestrato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca ed è stato anche denunciato per violazione dell'articolo 650 Codice Penale per non avere rispettato gli obblighi previsti per contrastare l'emergenza Covid-19. Si tratta dell'ennesimo arresto fatto dai carabinieri di Agrigento negli ultimi giorni, nel corso dei controlli contro la diffusione del virus svolti in tutta la provincia. La capillare rete dei controlli in ogni angolo del territorio lascia quindi sempre meno spazio ai traffici illeciti.